Benzina con il trucco in 12 pompe. L'operazione della Guardia di Finanza ha svelato irregolarità in tutte le aree della provincia di Belluno. Sanzioni per oltre 8.000 euro. Prezzi esposti più alti di quelli praticati, impianti modificati senza autorizzazioni ed evasione delle imposte. Sono queste le contestazioni che la Guardia di Finanza ha elevato ai gestori dei distributori di carburante. Qualche benzinaio, dice il Gazzettino in prima pagina, il Gazzettino di Belluno di oggi, qualche benzinaio ha mentito al cliente esponendo dei prezzi più bassi rispetto a quelli calcolati durante l'erogazione di carburante, cioè c'era scritto fuori, tanto per capirci, un prezzo, mentre alla pompa poi il prezzo era più alto. Qualcun altro è stato trovato con meno prodotto rispetto al dichiarato, facendo presumere una vendita in nero finalizzata all'evasione d'imposta. Altri ancora hanno effettuato delle modifiche alla stazione di servizio senza essere autorizzati. L'indagine del comando provinciale della Guardia di Finanza di Belluno ha portato alla luce irregolarità in 12 stazioni di servizio in provincia di Belluno per un totale di 8.000 euro di sanzioni, non un caso isolato quindi. Qui è Piol che approfondisce a pagina 2, adesso andiamo a vedere a pagina 3, perché poi c'è tutto il primo sfoglio, le due prime pagine di sfoglio dedicate a questo tema. A pagina 3 c'è l'altro articolo che qui viene lanciato a firma Fant. La categoria dice: attenzione, perché la maggior parte dei nostri iscritti rispetta le norme. A fronte di 12 casi specifici, rimarco che quasi un'ottantina di operatori si sono comportati bene. Allora, con tutto il rispetto per chi fa queste affermazioni, adesso leggiamo, rispetto a un centinaio di operatori che si sono comportati, di operatori totali, il fatto che ce ne siano 80 che si comportano bene e 12 che si comportano male, è tantissimo, non è poco, è tantissimo, più del 10%. Carlo Buratto, responsabile dei benzinai dell'Ascom di Belluno, difende la categoria sottolineando che in questa fase è importante non generalizzare. D'accordo, però di fatto queste irregolarità sono molto gravi, perché in una situazione generale di crisi aver approfittato della confusione per alzare i prezzi a proprio vantaggio, insomma, commettendo delle irregolarità, direi che proprio non ci siamo. Insomma, questo è la mia impressione. Insomma, c'è poco da dire che la maggior parte rispetta le norme, e ci mancherebbe altro, ma non parliamo di 1 su 80, parliamo di 12 casi irregolari contro 80 invece regolari. Va bene, abbiamo cominciato così questa rassegna stampa, adesso andiamo a approfondire dentro il giornale, questa rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi è venerdì 22 aprile e mi avete riconosciuto, ci sono io, Luigi Guglielmi, a condurvi tra i titoli. Domani poi cedo la parola ad altri della nostra redazione. Come al solito la rassegna viene condotta da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Allora, non c'è sui giornali perché la comunicazione ci è arrivata appena adesso nelle redazioni, però se permettete vi faccio vedere un comunicato che è una ottima notizia, e siccome abbiamo bisogno di belle notizie, poi lo troverete su tutti i giornali oggi, lo troveremo domani sui giornali, vedrete, ma io ve lo dico in anteprima, c'è appena arrivato, ed è questo, arriva da Luxottica. Bene, il fatturato del primo trimestre 2022 di Luxottica viene titolato: è un altro trimestre in crescita a doppia cifra. Pensate, il fatturato di Luxottica è salito a 5,6 miliardi di euro. Vi sto facendo vedere proprio il comunicato, in crescita del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Essilor Luxottica ha annunciato oggi, dice il comunicato, è delle ore 7 di stamattina, che il fatturato consolidato del primo trimestre 2022 è stato pari a 5.607 milioni di euro, con un aumento su base annua del 33,1% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2021, 38,1% a cambi correnti. Il fatturato comparabile è cresciuto dell'11,5% a cambi costanti, e il commento degli amministratori è di grandissima soddisfazione. Siamo molto
molto soddisfatti di questo inizio anno che vede una solida performance in tutte le aree geografiche, in tutte le divisioni. È un bel momento per Essilor-Luxottica, con una stagione sole importante alle porte, una domanda sostenuta da marchi di lusso e prodotti innovativi come Stellest che stanno ridefinendo le possibilità nel campo della vista per tante persone. Io salto un po' di questo comunicato, però volevo leggervi questa parte che mi sembra bello anche sottolineare. In linea con la nostra mission, dicono appunto gli amministratori di vertice, continuiamo a sviluppare le nostre attività filantropiche e i nostri business inclusivi. Nei primi 3 mesi dell'anno abbiamo permesso a quasi 2 milioni di persone di accedere a cure della vista essenziali e abbiamo formato quasi 1000 imprenditori specializzati in cure oculistiche di base nelle comunità in via di sviluppo. Dal 2013, stiamo parlando sempre della Luxottica, le nostre azioni hanno migliorato la vista e la vita a oltre 475 milioni di persone nelle comunità più svantaggiate. Attenzione, c'è anche l'Ucraina. Abbiamo raccolto 4 milioni di euro per aiutare le persone colpite dalla situazione in Ucraina, dice il comunicato di Luxottica, no? Che vi sto leggendo, fornito supporto diretto ai nostri colleghi e alle loro famiglie nel paese. Il nostro contributo con le donazioni da 10.000 dipendenti raddoppiate da Essilor-Luxottica e il contributo di 1 milione di euro della Fondazione Leonardo Del Vecchio sosterrà importanti organizzazioni umanitarie impegnate sul campo in Ucraina. Siamo orgogliosi di questa iniziativa, dicono i vertici di Essilor-Luxottica, e dell'impegno delle nostre persone sui temi che contano. Allora, scusate se vi ho dato una notizia che non c'è sui giornali, ma che ci sarà oggi e ci sarà domani, ci è appena arrivata nelle redazioni. Ripeto, a fronte delle brutte notizie andiamo in cerca anche di quelle belle, quindi permettetemi di avere di essere un attimo uscito dalla rassegna, diciamo, di quello che c'è pubblicato oggi sui giornali per dirvi quello che sarà pubblicato. Luxottica che va a gonfie vele, viste le migliaia di famiglie che in provincia di Belluno dipendono dalla salute di quell'azienda, queste sono ottime notizie. Allora, vi dicevo, alle pagine interne del Gazzettino c'è l'approfondimento poi su questo discorso dei trucchi, no? Sulla benzina, le violazioni, come dicevamo, prezzi esposti più bassi di quelli praticati, carburante sparito per essere poi rivenduto esentasse, cioè in nero, mancate comunicazioni al Ministero. Qui c'è Davide Piol che firma l'articolo. Le irregolarità non riguardano un'area particolare, descrivono un fenomeno trasversale un po' presente un po' in tutta la provincia di Belluno. L'obiettivo è garantire non solo l'erario ma anche il rispetto del consumatore, dicono le autorità finanziarie. E poi c'è il taglio basso. La procura di Belluno è stata la prima a muoversi in Italia in questo campo e la fotografia è del procuratore Paolo Luca che guida la procura di Belluno. Tra i vari capitoletti di questo articolo vi leggo gli ultimi due. Paradossalmente la benzina super è il carburante che ha subito i rialzi minori, ma in provincia ci sono alcuni distributori in cui la crescita percentuale è stata notevolissima. A prendersi la testa di questa speciale e nefasta classifica sono le pompe bianche di Quero Vassa sulla strada provinciale 1 bis più 28,5%, mentre nel bellunese spicca Agip Eni di Ponte nelle Alpi più 28,47%. In Cadore, nella Valle Gordina, i rincari sono stati minori, ma saltano all'occhio Europam di Agordo più 25,91%, San Marco Petroli di Selva più 25,86%. Mano a mano che si sale in provincia cala il valore percentuale dell'aumento. Per quanto riguarda il diesel, la situazione peggiora ulteriormente con una crescita ancora maggiore. Nonostante la media provinciale sia sempre in assoluto tra le più basse del nord-est, non mancano anche in questo caso diversi picchi sul nostro territorio. Azzalini Energie a Belluno ha fatto registrare un aumento del 40,70%, passando in meno di 2 mesi da 1,63 euro a 2,29 al litro. Il prezzo del diesel è schizzato alle stelle uniformemente in tutta la provincia, facendo registrare il più 39 in ben 2 distributori di Feltre, Repsol e Tamoil, ma arrivando anche al più 40 e 40% al Tamoil di Santo Stefano di Cadore e al 36,79% in più al Baifin di Alleghe. Questi sono gli aumenti, non sono le
Alcuni esempi degli aumenti, non sono le situazioni contestate. Ci sono invece anche gli aumenti ingiustificati. Qui c'è il paragrafo dedicato ai furbetti su cui anche Codacons aveva puntato il dito. Però pagina 3 appunto c'è l'articolo di Federica Fant sulla difesa della categoria, che dice: la maggior parte dei gestori è corretta e buratto dell'Ascom. In questo periodo si sente anche parlare di pompe taroccate, ma sarebbe bene capire che cosa sia emerso. Ecco, allora su questo magari ci sarà modo di approfondire anche nei giorni scorsi. Torno alla prima pagina del Gazzettino per dirvi quali sono gli altri titoli. Allora, in prima pagina la foto è neve, stagione senza sci, arrivano i rimborsi. Parliamo della stagione Covid senza sci. Per la felicità delle attività turistiche di 28 comuni bellunesi, la Regione Veneto ha pubblicato il bando del Fondo Montagna, quel pacchetto di risarcimenti che fanno capo ai periodi di chiusura dello sci nell'epoca del massimo del lockdown del Covid-19. Ristori in arrivo, il bando riguarda 28 comuni bellunesi e sono notizie importanti perché lì si è accumulata una perdita davvero considerevole. Cortina, si aggrava uno dei feriti della rissa al Giambo, ricordate? Avranno un esito diverso le indagini sulle 2 notti di follia a Cortina d'Ampezzo. Per la notte al Giambo si aggrava la posizione dei protagonisti. Il ragazzo che era stato colpito in faccia con un secchio del ghiaccio dovrà subire un'ulteriore operazione chirurgica. Per gli indagati presto potrebbe esserci la richiesta del rinvio a giudizio. Il secondo episodio invece è pieno di ombre ed è probabile che sarà archiviato. In tribunale investì un pedone, un 95enne resta senza la patente. Ciò che più gli piaceva nel guidare l'auto era il fatto di sentirsi indipendente, e questa cosa è una cosa comunissima tra le persone anziane che hanno sempre guidato. Ma all'età di 95 anni ha dovuto dire basta, e non per sua volontà, gli è stato imposto dopo che ha investito un pedone che attraversava le strisce pedonali a Feltre e che a seguito dell'incidente ha dovuto subire l'asportazione della milza. Non l'ho visto, aveva raccontato l'uomo, l'anziano, alle forze dell'ordine. Adesso dovrà pagare una bella multa, mi pare di 12.000 euro, un risarcimento per questo fatto. In più non potrà più guidare questo 95enne. È capitato anche a me di fare un incidente in cui la colpa è risultata totalmente dell'altra persona, una persona anziana che mi ha tagliato la strada e praticamente non mi aveva visto. Allora, per carità, succede anche ai giovani, però quando i riflessi cominciano un po' a vacillare forse sarebbe meglio dire che è l'ora di appendere le chiavi della macchina al chiodo e usare i mezzi pubblici, anche se è chiaro, significa indipendenza. Dunque, altri titoli da questa prima: truffati dalla GD, 25 risparmiatori saranno risarciti. La battaglia legale è cominciata nel 2007, a pagare sarà il Ministero, dovete risarcirci, i soldi ci sono. La battaglia dei risparmiatori bellunesi truffati dalla GD Consulting non si ferma nemmeno dopo 15 anni dal caso. Ora 25 bellunesi puntano dritti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedono il risarcimento per un totale di 8 milioni di euro. Ora 25 sentenze del TAR Veneto emesse ieri dopo i ricorsi di altrettanti bellunesi hanno dato ragione ai risparmiatori che si erano uniti in una sorta di class action con l'avvocato Corrado Zasso. Santa Giustina, condanna evitata, farà volontariato con i disabili. In un solo giorno aveva rubato oltre 140 euro di magliette, rimedierà con lavori di pubblica utilità con l'associazione famiglie di persone con disabilità. Hotel custodito male, stangata alla casa d'aste. Qui parliamo dell'Hotel Everest di Lentiai, che è al centro della vicenda. Economia: il distretto dell'Occhiale è cresciuto di 88 milioni di euro rispetto al 2019. Volevo farvi vedere, andando avanti su quelle pagine di questo giornale, l'articolo che troviamo, permettetemi di scorrere un po' velocemente, eccolo qui, che troviamo a pagina 11, riferito a Tabacchi, a Valerio Tabacchi, l'imprenditore cadorino che è sotto indagine con l'ipotesi di accusa di truffa e di autoriciclaggio per aver intascato e non condiviso con gli altri parenti i soldi dell'assicurazione quando la casa, che è di proprietà di diversi soggetti, è andata a fuoco e poi l'assicurazione ha risarcito. Bene, Tabacchi adesso emerge che è pronto la controquerela.
Il prozio ha querelato lui ed è venuta fuori l'indagine condotta poi dalla Guardia di Finanza. Lui adesso, Valerio Tabacchi, denuncia il prozio, ha intenzione di denunciare il prozio. Sull'inchiesta Tabacchi è uscita l'ipotesi accusatoria, ma non la tesi difensiva, dice DP, cioè Davide Piol, che segue la vicenda per il Gazzettino. Il responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia, della Regione Veneto ed ex consigliere della SEAM Servizi Ampezzo e anche ex assessore del comune di Belluno e anche ex segretario provinciale del PD, con delega alla gestione di Cortina Marketing, sta tenendo un profilo basso, raccogliendo tutti i documenti necessari per spiegare come si sono svolti i fatti. Confida inoltre che sta per essere depositata una controquerela nei confronti di chi ha fatto partire le indagini, ossia il prozio che abita in Germania. È stato lui a dichiarare di essere stato truffato da Tabacchi, non ricevendo parte dell'assicurazione per l'incendio della casa a Borca che gli spettava di diritto in quanto coproprietario. Ecco, ci sono i vari dettagli. Se siete interessati a sapere come sta andando questa vicenda, li trovate, dicevamo, a pagina 11 del Gazzettino. Ora noi lasciamo questo giornale, andiamo a vedere invece il Corriere delle Alpi, che ha titoli e prima pagina su tutt'altri temi. Ora vi mostro, e cioè sul fatto che sono stati definiti i dettagli della prossima chiusura di via Vittorio Veneto, l'asse principale del capoluogo di Belluno. Via Vittorio Veneto è sostanzialmente, nella prima parte, la strada che esce da Belluno in direzione di Ponte nelle Alpi. Sarà chiusa per 2 mesi perché è necessario rifare il ponte della statale 50 di fatto che è davanti al centro commerciale La Venezia. Neanche ci accorgiamo quasi lì di attraversare un ponte molto alto, molto vecchio e anche ormai parecchio ammalorato. È il ponte da cui forse un paio d'anni fa era caduto anche un camion, ricorderete, abbattendo il parapetto, ed era morto l'autista veneziano, ricordo. Dunque, chiude via Vittorio Veneto, ecco il piano del traffico. 2 mesi di lavori in zona Veneggia tra luglio e agosto. Le auto saranno deviate in via Ugo Neri, sopralluogo dei tecnici di Dolomiti Bus, per studiare i percorsi alternativi delle corriere. Allora, per quanto riguarda questa notizia, vi faccio vedere come è strutturata la pagina 15, è l'apertura di Belluno, c'è la foto dell'assessore comunale di Belluno, Biagio Giannone, assessore ai lavori pubblici, che segue questa vicenda. C'è anche la foto del ponte, che visto da qui, dalla fotografia, insomma, si capisce che si tratta di una struttura veramente con molti anni sulle spalle, perché è vecchio, stretto, ma più che altro ha bisogno di manutenzioni. Via Vittorio Veneto chiuderà in luglio, il traffico sarà deviato in via Ugo Neri, 2 mesi di lavori. Ieri sopralluogo di Dolomiti Bus per testare i percorsi dei mezzi. I camion dal Cadore dovranno fare la 27, cioè evitare di entrare in città da quella parte. Dice il titoletto: il ponte deve essere messo in sicurezza, disagi limitati operando in estate. Vi leggo solo il primo paragrafo. Camion deviati in autostrada, nuovi percorsi per gli autobus e le corriere, auto e moto sulla viabilità secondaria. È pronto il piano del traffico per affrontare la chiusura di via Vittorio Veneto. Il cantiere per la messa in sicurezza del ponte di fronte al centro commerciale Veneggia aprirà in luglio e i lavori dureranno circa 2 mesi. Abbiamo scelto di fare i lavori in estate, dice Giannone, perché in quei mesi le scuole sono chiuse, spiega appunto l'assessore alle opere pubbliche Biagio Giannone. Inoltre alcune fabbriche chiudono in agosto e il traffico si riduce. Insomma, la scelta, che comporterà dei disagi evidenti, è stata determinata proprio dalla volontà, la scelta del periodo, di recare il minor disagio possibile. Noi torniamo alla pagina 1, alla prima pagina del Corriere, per vedere gli altri titoli velocemente. La foto centrale riguarda i lavori. Al lavoro per la nuova circonvallazione di Cortina, nel dettaglio, l'ANAS rimette in moto il cantiere di Ponte Zorzi. Sono tornati a lavorare gli operai in via Baron Franchetti sul Ponte Zorzi, nella zona sotto la partenza della funivia Faloria. Il cantiere sulla circonvallazione venne aperto da ANAS nel 2019 per le opere dei mondiali 2021. Ma è stato più volte interrotto a causa di problemi con le imprese appaltatrici, la pandemia, il rincaro dei materiali. Adesso si riparte, cose un po' all'italiana, se volete. Vabbè, andiamo a vedere le altre notizie. Emergenza idrica, acqua potabile se bollita.
l'ULSS rassicura Ponte e Arsier, caro benzina, la finanza multa 10 distributori privi dei prezzi, velocità elevata, 2 autovelox sulla statale 50 a Sovramonte, e con questa notizia sulla sicurezza stradale ci fermiamo qui. Allora, un abbraccio a tutti da Luigi Guglielmi e un caro saluto, un ringraziamento dall'intera redazione nostra perché ci seguite fedelmente in questo nostro programma, la rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Vi auguriamo un buon venerdì 22 aprile. Ciao a tutti.